Buonasera, un'altra puntata di preview, un'altra settimana tumultuosa in casa Catania con Lucarelli che ha chiuso la sua avventura, la sua terza avventura da allenatore dei rossazzurri, con Zeoli che torna in panchina. Ne parleremo ovviamente diffusamente prima di introdurre la partita con il Potenza insieme ai miei ospiti. Alla mia sinistra Sirio Silvestri. Ciao Sirio, buonasera. Ben ritrovati, grazie, buonasera a tutti. E poi alla mia destra come sempre Gianluca Russo. Ciao Gianluca. Ciao, buonasera a tutti. E con sommo piacere Giovanni Filocchiaro. Ciao Giovanni. Buonasera, grazie per l'invito. Festa della donna, tanti auguri alla nostra Naomi Moschitta. Ciao Naomi. Grazie, auguri a tutte le donne. Vi ricordo anche oggi, anche alle donne, che se volete potete messaggiare con noi durante la puntata con il nostro numero WhatsApp. Naomi, io torno subito da te perché insieme a te voglio fare come sempre il punto di quello che ci aspetta nel prossimo weekend per quanto riguarda la Serie C e della classifica. Ci sono state anche delle penalizzazioni durante la settimana. A te Naomi. Prossimo turno, quindi 31esima giornata di campionato che inizia domenica 3 marzo alle 14 con Brindisi Giuliano. Alle 16.15 c'è Catania e Potenza, mentre alle 18.30 si gioca Benevento Messina. Alle 20.45 Cerignola, Monopoli, Crotone, Latina, Sorrento, Foggia, ancora Virtus Francavilla Avellino, mentre lunedì alle 20.45 si giocano Juve Stabia Taranto, Picerno Monterosi, Turris Casertana. E questa è la classifica che vede ancora Juve Stabia capolista con 64 punti, seguita da Benevento 57, Avellino 53, Picerno 51, Taranto 49 meno 4, Casertana 48, Crotone 46, Giuliano 45, Latina 41, Cerignola e Sorrento 40, Messina 39, Foggia 38, Potenza 36, Catania 35, Turris 29, Monopoli e Virtus Francavilla 26, Monterosi 24, Brindisi 18 punti. Brava Naomi che ha introdotto anche il meno 4 al Taranto, arrivata questa penalizzazione proprio nei giorni scorsi per la squadra pugliese. Andiamo a commentare però adesso il Catania e io prima di partire con le opinioni di voi in studio voglio far sentire le parole di Zeoli dopo la partita con il Cerignola. Era una partita, lo sapete, di 4 mesi fa, era esattamente il 12 novembre del 2023. Rilasciò queste dichiarazioni ai nostri microfoni, sembrano molto attuali, ascoltiamole assieme. Io penso che la mia parola valga tanto in questo momento, hanno bisogno di aiuto. Io credo che questa cosa qui sia fondamentale per uscirne fuori, sono straconvinto che ne usciranno fuori e potranno regalare soddisfazioni. Dispiace per la società in questo momento, dispiace per i tifosi che sono venuti qua, dispiace per tutta la città. Questo che ha detto Zeoli, insomma, il dispiacere per tutto ciò che si viveva 4 mesi fa e che praticamente è rimasto inalterato adesso. Sirio. È una situazione abbastanza complicata, anche per Zeoli che comunque erediterà un po' una situazione accollativa, chiamiamola così, non facile da gestire, anche perché questo è frutto di tanti errori di valutazione. Oggi, come l'anno scorso, quindi il periodo di marzo, il Catania aveva vinto il campionato, no? Di Serie D, aveva un lungo margine di tempo per programmare l'attuale stagione. Non dico che c'è stata cattiva programmazione, ma una programmazione molto ma molto superficiale. E quindi le responsabilità ricadono su quella che è la gestione societaria, sia nella valutazione che nelle scelte, perché poi la scelta tecnica ricade su Tabiani, e le scelte tecniche ricadono su un gruppo di mercato di giocatori che poi si cambia, quindi doppio mercato fallito, e ciò ti fa riflettere su quello che è stata la gestione, diciamo così, poco attenta, ecco, voglio essere cattivo, poco attenta da parte della società, quindi le responsabilità poi quando in questa situazione qui purtroppo le responsabilità vanno suddivise, però è chiaro che c'è un momento di confusione, ecco.
Giovanni, un momento di confusione, un momento che dura da tanto tempo, un problema di gestione come diceva Sirio, chiaramente gli allenatori che si sono succeduti hanno avuto anche loro le loro responsabilità. È un dispiacere perenne riallacciandomi a quello che ha detto Zeo, perché non è cambiato quasi nulla, no? Ci sono stati dei momenti in cui questa squadra ha dato prove incredibili di affidabilità, perché va a battere la Juve Stabia giocando anche bene, e poi per accumulare 2 pareggi col Monterosi, mettiamo andata e ritorno, metto anche la partita d'andata, fatica, e quindi gli errori commessi da tutti, dirigenza, settore tecnico, giocatori, soprattutto perché vanno loro in campo, si ripercuotono e vanno a sommare i punti che ci sono in classifica, pochini. Quindi adesso Zeoli ha un compito molto molto rischioso, però siccome io lo conosco bene, lo conosco quando ha cominciato la carriera a Giarre, nel 93 mi pare, erano tutti più giovani, è stato sempre un generoso e una persona che va ad accollarsi anche in situazioni difficili. Io di Zeoli ricordo 2 cose quando era giocatore, 2 cose stupide, però danno forse l'idea di quello che è il personaggio. Quando il Catania doveva recuperare tempo perché doveva recuperare la partita e c'era una rimessa laterale, lui si sostituiva a raccattapalle, andava a prendere il pallone anche quasi nello spogliatoio dove c'era lo spazio della pista, pur di come dire, recuperare secondi di tempo, quindi aveva questa generosità che poi comunque rifletteva anche in campo, picchiando quando c'era da picchiare e spingendosi in avanti quando c'era da recuperare. Infatti mi ricordo un Catania-Torres quando i Gaucci fecero pagare €1 per l'ingresso allo stadio e si riempì ovviamente il Massimino. Lui segnò il gol vittoria al 96esimo con un calcio d'angolo, andò a spingersi disperatamente in avanti e trovò il gol. Quindi già questo da ex calciatore ovviamente dà l'idea di quello che è il senso d'appartenenza di Zeoli. Infatti il senso che abbiamo visto anche di quelle parole che abbiamo riproposto di 4 mesi fa è proprio questo, perché lui sembrava proprio soffrire veramente pesantemente, perché lui appunto ha il cuore rosso-azzurro sotto tutti i punti di vista. È la scelta giusta adesso? Mi auguro di sì per lui, per il Catania e per i tifosi. Allora, io ho visto che c'è molto gradimento da parte di una percentuale molto molto nutrita di tifosi, perché la soluzione interna a questo punto della stagione, mancano 8 partite più di Coppa Italia, se prendi Gautieri, per dire un nome che era un po' come dire su piazza, deve prima rendersi conto, parlare con i giocatori, si perde tempo, si gioca oggi, si gioca domenica, ecco, si gioca venerdì, e come fai a preparare le partite? Devi conoscere i giocatori, devi entrare nei meccanismi, nella testa delle persone, quindi secondo me in questo momento probabilmente la soluzione interna ci sta tutta. Gianluca, sotto l'aspetto tattico è la scelta giusta perché appunto conosci i giocatori? Sì, credo di sì, perché questa squadra comunque a me non piace tatticamente, l'abbiamo sempre detto, però è quella stessa squadra che è andata a vincere a Benevento, la squadra che è andata a vincere a Caserta, la squadra che ha battuto la Juve Stabia, quella che può vincere la Coppa Italia, quella che può vincere, potrebbe vincere i playoff e andare in Serie B, quella che può qualificarsi per i playoff. È tutto aperto, certo. E quindi, come dice giustamente Giovanni, andare a prendere un allenatore sicuramente più esperto di Zeoli ci vuole un po' di tempo, quindi la scelta interna potrebbe essere quella giusta. È chiaro che lui deve essere bravo a toccare le corde giuste, perché sui nomi dei calciatori non si può discutere, sulla società con tutti gli sbagli che hanno fatto però è presente, quindi bisogna toccare quelle corde e far sì che quei risultati sporadici che fa il Catania, perché poi mi pare che ha vinto 2 o 3 partite nel 2024, troppo poco, sì. Però sono gare importanti, quindi se parti da là e tocchi le corde giuste, secondo me riesci a fare qualcosa di impensabile. Una vittoria in campionato e poi quella ovviamente in Coppa Italia con il Rimini. Vi faccio vedere in grafica quello che è stato il rendimento di Lucarelli e di Tabiani messo a confronto. La media punti è la media punti complessiva, per cui quella anche con le partite di Coppa Italia. Tabiani, lo ricorderete, ne ha allenata una contro il Messina nel derby, 1,38.
18 è alla pari con 21 partite per Lucarelli, 13 invece per Tabiani. Se scendiamo invece alla media punti solamente in campionato è invece in vantaggio l'allenatore che c'era prima, 1,25 contro 1,17. Non vogliamo fare una classifica ovviamente fra Tabiani e Lucarelli, ma per far vedere che è cambiato poco sotto l'aspetto dei risultati e che purtroppo l'andamento del Catania in questa stagione è sempre stato costante in negativo in campionato. Giovanni. Sì, anche perché vai a cambiare il terzo allenatore, ne sostituisci due, ecco, evidentemente non sei mai riuscito ad avere questa costanza. Se non vado a memoria, mi pare che 2 vittorie consecutive le ha fatte Lucarelli in avvio del suo terzo mandato in rosso-azzurro. Già questo ti spiega tutto, perché non riesci a vincere 2 partite di fila e in un campionato dove, ma non me ne voglia nessuno, vai a scontrarti con realtà piccole, se contiamo il numero degli abitanti, il rapporto abitanti-tifosi e comunque bacino d'utenza, ecco. Se vai a giocare un campionato con Monterosi, Cerignola, lo stesso Picerno e poi vai a considerare quello che è Catania, lascia stare la storia, ma i 16.000 che vanno, 17-18.000 che vanno allo stadio, è chiaro che c'è una discrepanza. E c'è anche una sorpresa in negativo che va a pesare sempre di più sui calciatori, sull'ambiente e anche sulla società. Fra poco vedremo alcune note tattiche che abbiamo voluto riproporre di una partita allenata da Zeoli, quella contro il Picerno in Coppa Italia. Sirio, che cosa ti aspetti da Zeoli a livello tattico? Beh, a livello tattico c'è poco tempo, ne parlavamo prima, per preparare questo tour de force, chiamiamolo, perché credo che da qua fino al 28 marzo ci sia, compresa la partita di Coppa col Padova, ci sia uno sforzo importante dal punto di vista atletico, già che la condizione non aiuta, gli infortunati ci sono. Credo che il suo lavoro si concentri più su quello che è l'aspetto mentale. Da lì, diciamo, parte il tutto e la base per preparare ovviamente le partite, anche dal punto di vista tattico, perché fondamentalmente io ritengo che questa squadra non ha un'anima, ad oggi non ha un'anima, e per anima io intendo identità tattica, e adesso associato maturità tattica. Questo purtroppo non l'ho visto, io ho visto in campo solo i nomi, giocatori non li ho visti, questo Gianluca, è il mio punto di vista. Si potrebbe andare al 4-3-3, che è insomma l'abito che il Catania ha indossato nella prima parte della stagione, quello che potrebbe Zeoli riutilizzare. Ricordiamo che il Catania con Zeoli allenatore ha giocato 4-3-3 le 2 partite allenate da Zeoli. E aveva anche uomini diversi, Esattamente. no? Quindi adesso ha qualche sottopunto in più in organico e quindi potrebbe anche cambiare qualcosa, però per analizzare, per spiegare un po' il modo di giocare di Zeoli l'abbiamo visto veramente poco, perché poi ha fatto solo 2 gare col Catania, quindi è troppo presto. La cosa fondamentale è che lui conosce già l'ambiente, c'è stato prima, ha fatto il collaboratore tecnico con Lucarelli, quindi comunque sa e si è reso conto di quello che c'ha dentro. Secondo di Ferraro, poi la primavera, poi l'interregno fra Lucarelli e Tabiani, collaboratore tecnico di Lucarelli. Vado da Naomi, qualche messaggio da casa, Naomi, a te. Nell'arco di 24 ore circa i tifosi catanesi hanno dovuto elaborare una roboante sconfitta e l'ennesimo esonero di un allenatore. Quale sarà lo stato psichico? Scrivono: io è da mercoledì che non chiudo occhio, sto perdendo i capelli a furia di sentire parlare patanè, ho perso l'appetito e m'acchiappai come muglieri. Questa squadra mi mangiava un cirivello e già partivo svantaggiato, scrive Carlo. Poi ancora: non ho cosa dire, non ho cosa pensare, vi dico solo che mi stai facendo sangue acqua. Quindi da questo capiamo che ci sono principi di depressione di cui gioveranno i psicologi e poi i centri analisi. Vorrei spendere una parola per Lucarelli. Nei suoi occhi ho sempre visto l'amore per Catania, è arrivato carico e nelle prime partite si è visto. Non ci meritava, non meritava una piazza così, era bravo Caruso, scrive Sando. Sando, Lucarelli è vivo, non te lo volevo dire, però grazie al cielo è vivo. Cosa dobbiamo aspettarci domenica? Avvisatemi, perché in caso avviso mia suocera di non fare la pasta al forno, così mangio più picca, sono stanco di problemi digestivi. Mi fa piacere sentirvi parlare di calcio quando in campo pari Castano Iugano acchiappa acchiappa. E per
il momento mi fermerei qui. Anche perché i problemi digestivi, considerando la partita alle 4:15, diciamo che insomma è proprio il momento della digestione. Speriamo di no. C'è questo, io ascolto sempre i messaggi di Naomi, perché c'è sempre questo modo di smitizzare un po', no? Di scherzarci su. Poi in effetti però in fondo il tifoso soffre comunque, si sfoga in questo modo facendo la battutina, c'è una grande sofferenza, lo vedo a casa mia con i miei figli che mi chiamano solo per parlare del Catania e delle 5 euro che vogliono per uscire, però quando si parla di Catania in questo momento ci sono musi lunghi e monosillabi, è vero, in tutte le famiglie in questo momento è così per chi tifa ovviamente il rosso-azzurro. Vi dicevamo, andiamo a vedere qualche situazione tattica di Zeoli nella partita con il Picerno di Coppa Italia, che magari potremo rivedere anche in futuro nel Catania. Ad esempio, lo sappiamo tutti, con Zeoli si studia molto sui calci piazzati, Gianluca. Sì, ce l'ha fatto vedere già in Serie D, l'abbiamo visto in Serie D e ci perde parecchio tempo, li lavora, li sa lavorare bene e quindi potrebbe essere un'arma in più per il Catania sicuro. Questo è un gol di Castellini con il cross di Rizzo. Come diceva Gianluca, è una squadra completamente diversa, ovviamente qui stiamo parlando dell'8 di novembre del 2023, Coppa Italia contro il Picerno. Andiamo a vedere l'altra azione che fa capire la possibilità dell'inserimento dei centrocampisti, quello che mancava totalmente con Tabiani e che insomma in questo momento anche con Lucarelli abbiamo visto molto poco. Sì, queste sono situazioni importanti perché poi lui giocò col 4-3-3, quindi l'inserimento della mezzala è fondamentale, i tempi giusti, quindi avere il coraggio tattico di tenere palla al momento opportuno, sfruttare l'inserimento, la verticalizzazione per un compagno che viene da dietro, quindi immarcabile, è fondamentale ed è importante. L'altra situazione invece è quella nella fase di non possesso con delle linee che sono particolarmente strette. Sì, mi fa sorridere perché non l'avevamo vista da parecchio tempo, non vedevamo questa sera da parecchio tempo. Quando una squadra è in fase di non possesso è così raccolta vuol dire che ha umiltà tattica, sa che non può andare in pressione in quel determinato momento, in quella situazione, in quella zona di campo, quindi preferisce stare corti e concedere poi un tiro da 150 metri agli avversari, innocuo per la difesa del Catania. Quindi questa è una bella azione, mi è piaciuta perché comunque l'abbiamo vista proprio con Zeoli e mi piaceva questa perché ti dà poi la possibilità di ripartire trovando tanto spazio alle spalle alle squadre della difesa avversarie, quindi è una situazione ottima. Mi è piaciuto il 150 metri, noi adesso ci fermiamo, vi abbiamo dato un po' le indicazioni insomma, su quelle che potrebbero essere delle caratteristiche del Catania che ritroveremo nei prossimi giorni, nelle prossime partite. Ci fermiamo, torniamo fra pochissimo per introdurre il tema invece della partita che andrà a giocare il Catania per parlare del Potenza, fra poco. Di nuovo in studio con l'appuntamento con Preview, abbiamo introdotto la figura dell'allenatore del Catania Zeoli che chiaramente conosciamo bene, che domani fra parentesi sarà in conferenza stampa, ricordiamo Vanzetto sarà il suo vice, domani conferenza stampa alle 12:45 con il vicepresidente Grella. Adesso parliamo del Potenza, lo facciamo con il collega di Potenza Rossoblu e Telenorba Federico Pellegrino. Ciao Federico, buonasera. Ciao Marco, buonasera a te. Cravatta in tinta, vedo con il colore della squadra lucana, sì. Non so se è fatta apposta. Sì, perché abbiamo appena terminato una trasmissione su Potenza Rossoblu che facciamo tutti i venerdì, nella quale anticipiamo i temi della prossima giornata e abbiamo questi obblighi di indossare la cravatta rossoblu. Senti, situazione in casa Potenza, situazione difficile, non dico simile a quella del Catania, ma simile certamente in classifica con l'ultima sconfitta maturata proprio ieri sera con il Benevento. Federico. Beh sì, sicuramente sconfitta nella quale è venuta fuori la grande forza del Benevento, che è una delle squadre più in forma di questa seconda parte di campionato. Il Potenza sa che di qui sino al termine della regular season deve portare a casa 5 punti, anche 6, per guadagnarsi una salvezza che sicuramente sarà tribolata, soprattutto perché ad inizio anno i programmi della società del presidente Macchia erano ben altri
altri e ben più ambiziosi. Però c'è da dire la verità, in questo momento bisogna cercare di portare a casa più punti possibili, badando più alla sostanza che alla forma, ed sarà questo l'obiettivo del Potenza, che arriverà a Catania per cercare di muovere ulteriormente la classifica. Che cosa ci dobbiamo aspettare da Marchionni sotto l'aspetto tattico? Poi la formazione la vedremo più tardi, ma ci puoi sicuramente già anticipare qualcosa, Federico? Sì, devo per forza anticiparti qualcosa, proprio perché ci sono delle novità dell'ultima ora. Ovviamente gli infortunati rimangono Di Grazia, Asensio, e l'ultimo è Schiattarella. Poi c'è Volpe che rientra dalla squalifica, e per questa ragione potrebbe darsi che Marchionni può optare per un piccolo cambio di modulo. Dal più canonico, diciamo 3-5-2, si può passare a un 3-4-2-1 con Saporiti e Volpe dietro Caturano, quindi magari con gli stessi interpreti che ti ho segnalato. Ci può essere questa piccola variazione nella disposizione tattica del Potenza. E come diceva Lucarelli, insomma, senza molta fortuna qui a Catania, le squadre ormai devono essere camaleontiche, riuscire a cambiare sistema di gioco durante la partita. Federico, grazie per il tuo intervento, buon lavoro e ti aspettiamo magari per le prossime occasioni. Ciao Federico, grazie ancora. Buon lavoro a voi e buona serata. Allora andiamo a guardare adesso le statistiche a confronto delle due squadre, perché così almeno capiamo qual è la situazione del Catania e del Potenza in questo momento, andando a confrontarle appunto con i dati statistici. Con Gianluca siamo andati a prendere appunto i gol fatti, i gol subiti fuori area chiaramente, i gol subiti di testa, gli expected goal, e c'è una situazione tutto sommato paritaria fra le due squadre, soprattutto per quanto riguarda, Gianluca, i gol attesi. Sì, camminano di pari passo, infatti sono due squadre quasi vicine nelle zone basse di classifica. Il dato importante da non sottovalutare è i gol subiti di testa, quindi sappiamo che il Catania probabilmente pochi giorni, ma lavorerà sulle palle inattive, perché un concetto base di mister Zeoli, quindi potrebbe sfruttare questo handicap che ha il Potenza. Così come sono numeri chiaramente ereditati dall'altro mister, da Lucarelli. Possiamo vedere il Catania al primo posto per quanto riguarda i lanci lunghi. Oggi lo chiamano attacco diretto, ma sono sempre lanci lunghi, e quando c'è un lancio lungo e sono così tanti, se oggi c'è un modo sempre 60, nuovo di chiamare le cose. Su 60 squadre dico che è una squadra che continua a mettere palla lunga, è una squadra che ha poche idee a livello tattico, quindi in questo caso il Catania è primo, quindi su 60 squadre. Questo, Sirio, dà un po' l'idea appunto della situazione che non si è evoluta in casa Catania in questi 6 mesi. Assolutamente, infatti poc'anzi parlavo di identità tattica che il Catania non ha mai avuto, ma non ha neanche avuto la maturità tattica nell'interpretazione, quindi mi riferisco a chi interpreta la partita, a chi è responsabile della prestazione, quindi i giocatori. Più delle volte scherzavo anche a vedere una partita, è stata mi pare contro il Monterossi, sì, con un amico. Ho fatto la battuta quasi quasi del possesso palla quando si fa il gioco, do la palla a chi vedo libero. Certo. L'interpretazione dei giocatori sembrava quella, senza una dinamica, senza un'idea, senza una situazione. Questo comunque alla lunga ti fa pagare, perché ti crea sofferenza nel gioco. Se poi devo vedere il primo tiro in porta all'80°, c'è una motivazione per la quale. Scusa, ti interrompo, ma parliamo di possesso palla, quindi dove devi andare a sviluppare le idee di lavoro durante la settimana, perché poi se dovessimo andare sulla discussione della fase di non possesso, tu vedi gol subiti del Catania che veramente nelle categorie inferiori giocatori che fanno quegli errori rischiano di non giocare più. E lo vedremo anche nel punto tattico del Catania, legato proprio a ciò che è successo ad Avellino. Una colpa che veniva assegnata a Lucarelli, Giovanni, era quella del costante cambio di interpreti, ma anche di sistema di gioco. Sì, certamente gli infortuni, sì, certamente il tempo da dare ai giocatori che sono arrivati nel mercato invernale, però questo è certamente un dato che ha portato dei problemi a Lucarelli.
Ha destabilizzato un po' quello che è l'ambiente squadra, perché se non hai dei punti di riferimento è chiaro che crei giocatori scontenti ovunque. Se tu hai invece, non dico una gerarchia ben precisa, quella dei portieri per esempio, ma come dire, delle priorità, è chiaro che io riserva, cerco di conquistarmi il posto e lotto di più. Questo serve alla gerarchia secondo me, perché poi è chiaro che Lucarelli, che abbiamo accolto come un eroe perché era quello sì, che non lo conosceva dimentichiamo. l'ambiente, le 2 partite di fila vinte, una con il gol di Bois all'ultimo minuto, la sua corsa sotto la Turris. Per carità, questo non lo dimentichiamo, non dimentichiamo anche l'impegno, poi può andare male come è andata malissimo, però che non si crei una identità ben precisa con tutte le varianti del caso dovute a squalifiche e infortuni che hanno tutti, questo secondo me è stato un difetto che poi rischia di ripercuotersi da qui a fine stagione. Probabilmente il Catania da gennaio in poi ha aspettato troppo Sturaro, che adesso deve, spero per il blasone che ha, per l'importanza che ha, caricarsi un po' di responsabilità sulle spalle al di là della condizione fisica e trottare pure lui. Anche questo è stato probabilmente un'illusione, tanto poi arriva Sturaro, ma insomma ancora credo che debba acquisire il 100% della condizione. Andiamo a vedere quelle che sono le condizioni invece del Potenza con la grafica che riassume, grazie alla regia con Fabrizio Rizzo e Angelo Pandolfo. Andiamo a guardare quelle che sono le ultime 5 del Potenza. Potenza Avellino 2-2, Turris Potenza 1-0, la vittoria con il Giuliano, il pareggio in casa del Sorrento, che poi praticamente si giocava in casa del Potenza perché Sorrento, come sapete, gioca a Potenza, e poi la sconfitta ultima, quella di ieri sera, contro il Benevento. Andiamo adesso a vedere invece l'allenatore del Potenza per capire anche un po' chi ci troveremo di fronte. È a dicembre, a fine dicembre, al Potenza, tanti cambi di allenatori in tutta la categoria, in tutta la Serie C. Ricordiamo di Marchionni anche un suo passato importante da calciatore con il Parma, con la Juventus e anche con 6 apparizioni in nazionale. Il giocatore più rappresentativo per concludere la carrellata dedicata alla squadra avversaria è certamente Salvatore Caturano, punta bomber di razza. Era stato lui con il suo gol a creare il primo scompiglio in casa Catania, perché con la sconfitta in casa del Potenza, era il 5 di novembre del 2023, il Catania ha portato alla sostituzione di Tabiani e poi all'addio anche di Laneri, per cui il primo grande terremoto in casa Catania è stato certamente quello. Poi ne sono seguiti altri, l'ultimo l'abbiamo vissuto in questa settimana. Io tornerei da Naomi per sentire ancora le opinioni del pubblico da casa e poi andiamo a studiare un po' meglio, attraverso le clip preparate da Gianluca, il Potenza. Te Naomi. First reaction shock, così per descrivere ciò che è accaduto durante il secondo tempo dell'ultima partita del Catania, il che è certificato da questi messaggi. Scrivono: mercoledì una partita surreale, addirittura abbiamo reagito ai 3 gol, addirittura stavamo rimontando, addirittura segnavo Marsura, meno male che avessimo, perché mi stavo preoccupando per il fatto che potesse arrivare l'apocalisse. Poi un messaggio dall'Australia, ci scrivono: ciao, vi seguo dall'Australia, cosa succede? Vinci con la prima, perdi con l'ultima, vinci 0-4, perdi 5-2, I think I'm gonna cry a lot, tradotto in siculo, mi vieni di ghianceri, pure in Australia. Secondo me, se perde questa col Potenza, Lucarelli lo mandano a casa, Franco da Canalicchio, che sicuramente naviga con Internet Explorer, perché è rimasto. Recupera qualche episodio, amico mio. Sono convinto che Zeo li farà bene, supportato dal bravo Vanzetto, saluti da Orazio. Buonasera, volevo puntualizzare che Tabiani prendeva 3 pali a partita con la gestione Lucarelli, non ricordo, pure li abbiamo presi in pali, proprio in testa, così, boom! Va bene, per il momento mi fermo qui, che è meglio. Ci fermiamo qui, faremo capire al nostro spettatore che Lucarelli non è più l'allenatore del Catania, ma ci sta, non è detto che tutti sappiano tutto, il calcio è bello anche per questo. No, a volte ci si ferma alla partita, poi magari
non si legge nulla, non si ascolta niente perché ci si concentra su quello che si è visto, poi improvvisamente ci si risveglia, ma che è successo? È successo poi nel frattempo, no, sono sono successe tante cose, perché è stato anche un lapsus, non lo c'è so. chi è più appassionato del calcio all'inglese, no? Che si ferma alla partita e poi la cosa finisce lì, invece in Italia sappiamo che non è così. Il problema, io lo so per esperienza, anche Giovanni, è spesso il post partita è quello che ne segue, insomma, e quest'anno ne abbiamo avuto una dimostrazione. Gianluca, vengo da te perché andiamo a vedere l'angolo tattico sul Potenza partendo dalla fase di non possesso e la situazione legata all'attacco sugli esterni, una situazione che il Catania può sfruttare in questa partita. Sì, perché loro la soffrono tantissimo, parliamo del Potenza, di solito gioca una difesa a 3 o a 5, va bene, è uguale, e quindi sugli esterni, come possiamo vedere evidenziati col colore rosso, danno la possibilità alle squadre avversarie di colpirli. Perché? Perché i difensori sono attratti dalla palla, molto spesso si fanno prendere con delle verticalizzazioni, quindi loro stessi sono portati a rompere la linea difensiva, e quando c'è questa disorganizzazione difensiva, chiaramente sugli esterni lato opposto trovi sempre spazio. Altra situazione, questa era una partita, la vediamo in un'altra gara, mi sembra quella con l'Avellino, ma siamo punto e da capo, come direbbe qualcuno. Sì, no? e quello è il tema, uno dei temi tattici per poter colpire il Potenza, quindi girare palla veloce o mettere palla lato opposto e avere il coraggio di andare ad attaccare lo spazio con una mezzala, con un esterno d'attacco, meglio ancora con un terzino, quindi è una situazione che dovrebbero sfruttare. Altra situazione, altro giro, ma altra stessa situazione, fra parentesi, sempre mi sembra con l'Avellino, la partita sì, con questa l'Avellino. è su palla inattiva, loro decidono di spostare la palla all'Avellino per poi metterla forte dentro l'area di rigore. Come vedi il principio è sempre quello, sono distratti, sono attratti dalla palla e quindi lasciano l'uomo alle spalle ed è proprio quello che ti punisce poi. Sirio, chi può essere l'incursore del Catania che può far male a questo Potenza, magari seguendo un po' quello che ci ha fatto vedere Gianluca? Ma riferendomi ovviamente a quello che ha fatto notare Gianluca, gli inserimenti dei centrocampisti, degli interni di centrocampo, qualora fosse un 4-3-3, sarebbero determinanti, soprattutto da dietro, anche perché sono inaspettati gli inserimenti da dietro, non li puoi calcolare né nel tempo né nello spazio, e attaccando ovviamente con la catena opposta. Peccato che in questa partita paradossalmente manca Chiricò, che rientra sul cambio di gioco beccando la catena opposta per gli inserimenti, perché comunque i difensori effettivamente marcano la palla, non marcano l'uomo, coprono lo spazio porta lasciando effettivamente gli inserimenti sui secondi pali. Per cui un uomo che rientra e poi mette la palla dalla parte opposta, ma cambia tutto gioco. Ciò potrebbe anche avvenire tramite palle inattive. Certo. Possono essere calci d'angolo, punizioni, non per forza palla in movimento. Quindi gli inserimenti dei centrocampisti potrebbero essere determinanti. Fase di possesso invece, ma facciamo un focus su un giocatore della squadra avversaria del Catania, vale a dire Volpe, giovane, è bravo, è talentuoso. Un 2002, è un attaccante esterno, piede destro, spesso gioca al lato opposto, quindi a piede invertito, questo non gli proibisce, come in questa azione, di venire dentro il campo e calciare. È veramente, a mio avviso, è un talento. E segnare, fra parentesi. È un giocatore veramente forte, fa comunque le due fasi. Poco fa sentivo il giornalista di Potenza che diceva che potevano giocare con 2 sottopunte. Io non lo so, non vedo Volpe, è fatto un giocatore conosciuto in Serie C, non vedo Volpe bene come sottopunta, perché da esterno sia a destra che a sinistra è un giocatore molto pericoloso. Questo attacco da sinistra è il gol, e invece altre parti lo vediamo nelle prossime 2 clip, sia da destra che in contropiede. Sì, in contropiede dici bene, perché loro anche per difendere una palla inattiva lasciano l'attacco preventivo, ed è proprio lui che va a fare l'attacco preventivo, perché è veloce e rapido, ha coraggio, ti sposta bene la palla, poi sta sempre molto esterno, quindi con i piedi quasi sulla linea di fallo laterale, quindi è anche difficile da marcare, e là ci vuole una preventiva forte su di lui, perché sennò rischi di farti male. Tra l'altro è classico giocatore veloce da contropiede, quindi da fuori casa è micidiale. Nella prossima clip si vede ancora meglio che cosa va a combinare. Prima di tentare di servire un suo compagno, l'azione non va a buon fine, mi sembra, però
si capisce quelle che sono le sue caratteristiche. È rapido, è tecnicamente forte, ha coraggio, ha visione di gioco, gioca di reparto, è un giocatore completo. Poi parliamo ancora di un 2002, quindi è veramente un giocatore interessante. Un giocatore che ha gamba, che ha corsa, quella che è mancata, lo vedremo poi nella terza parte del nostro preview ai difensori del Catania nella partita contro l'Avellino. Giovanni, prima di lasciarti, perché ti devo lasciare perché devi tornare in redazione alla Sicilia per completare tutte le pagine dello sport, che lo ricordiamo non è solo il calcio, per cui c'è tanta roba, ci sono tante notizie da dare. Che partita ti aspetti domenica e quale sarà anche secondo te la reazione dei tifosi in un momento così particolare? Una partita di coraggio, di attaccamento a quello che è il progetto in questo momento, a quello che potrà essere forse un domani se si raggiungono determinati obiettivi. Inevitabilmente sarà anche una partita di paura, perché c'hai sempre questo incubo di precipitare nei play-out, visto che fra 3 partite ci sarà quello che ci auguriamo non sia uno scontro diretto con la Turris, in casa della Turris, però il calendario in questo momento dà al Catania questo respiro delle 2 partite in casa consecutive, quindi perché non approfittare di questa situazione? Anche perché poi c'è andato, dopo le 2 partite c'è l'andata della finale di Coppa Italia. Della Coppa. Ma io credo che il pubblico si schieri quasi tutto alla parte di Zeoli, perché capisce le difficoltà del momento, ha capito sicuramente quanto costi a Zeoli accettare la panchina in un momento di grandi paure, quindi in questo momento probabilmente legarsi e stare un po' tutti uniti non sarebbe male. Quello che ha detto Lucarelli nella sua ultima conferenza stampa prima di lasciare il Catania. Giovanni, grazie della tua partecipazione come sempre, ci ritroviamo quando vuoi, quando volete voi. Qui a Preview, e buon lavoro per questa parte finale di serata. Noi ci fermiamo invece e ritorniamo con Preview subito dopo per parlare anche del Messina, fra poco. Ben ritrovati, terza parte della nostra preview. Concentriamoci adesso sul Messina. Dovremmo avere in collegamento il nostro Francesco Triolo. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. Buonasera a te, col tuo sfondo che richiama la nostra trasmissione, con lo sfondo preview. Bello, no? Ti piace? Ci abbiamo lavorato. Certo. Francesco, senti, situazione in casa Messina, è vero che è arrivata la sconfitta, è vero anche che insomma la situazione è comunque positiva considerando le premesse che diciamo noi da questo inizio di 2024, no? Ma la situazione è di una squadra di un Messina molto molto arrabbiato per come è arrivata la sconfitta con il Crotone. Non l'ha nascosto nessuno, neanche nel post gara, che alcune decisioni arbitrali non sono andate giù, fra tutte un calcio di rigore non concesso al direttore di gara, e quindi un Messina che si appresta ad andare a giocare contro il Benevento con tutta la rabbia in corpo che ha, consapevole però della difficoltà della partita. Si affrontano le 2 squadre forse più in forma fino a domenica scorsa di questo girone, quelle che avevano fatto più punti nel ritorno in campionato, quindi si tratta di una partita con tanti spunti, se mi permetti. Uno può essere quello là di Gaetano Teri sulla panchina del Benevento, che lo scorso anno a Messina non fece bene, si arrivò alla separazione proprio a ridosso di Natale, diverse polemiche, quindi magari un po' il detto avvelenato ce l'ha. E poi c'è un Messina che nonostante la sconfitta non ha abbandonato l'ipotesi, l'idea di poter riuscire a centrare la zona playoff, che sarebbe una grande conquista. Messina ci arriva con qualche difficoltà, nel senso che ci sono 2 squalificati anche importanti come Manetta ed Mausso, che sono stati 2 perni di questi ultimi mesi della squadra di Giacomo Modica, che ha ritrovato oggi, si è allenato proprio con il gruppo Pacciardi, ma difficilmente potrà essere la partita, e quindi è un Messina che proverà a utilizzare le sue armi, quelle della velocità,
quella degli inserimenti, quella di una squadra che ha trovato nel 4-2-3-1 ormai un modulo che si adegua alle caratteristiche dei suoi giocatori. Mi riferisco a Rosafio, ma soprattutto a Zunno, a un Ragusa che ha giocato benissimo nelle ultime uscite. Quindi sarà un Messina tutto da vedere. Vedo Gianluca che fa cenno con la testa. Sì, che ci vuole vederlo anche lui, insomma, il Messina. Intanto noi glielo possiamo proporre in grafica, Francesco, con il 4-2-3-1 che anticipavi tu, che è il vestito tattico del Messina di questo periodo. La formazione la lascio a te, Ciccio. Sì, diciamo che mettiamo Polito al centro della difesa insieme a Dumbravano, Polito che ha giocato anche quando Manetta non è stato disponibile per infortunio, e quindi dovrebbe essere questa la difesa, nonostante, come dicevo, oggi Pacciardi soltanto oggi si è allenato con il gruppo, quindi difficilmente Modica, a meno che non lo veda proprio in palla, lo farà giocare, dipende tutto dalla rifinitura di domani. E poi in avanti, con l'assenza di Emmausso, è probabile il ritorno di Plescia, che già contro il Crotone poteva giocare. Per il resto dovrebbe essere la formazione consueta. Probabilmente Firenze ha qualche chance in più di partire titolare se Franco o Frisenna dovessero risentire degli acciacchi fisici rispetto alla partita di mercoledì, però per il resto dovrebbe essere questa la formazione. Gianluca, volevi intervenire sul 4-2-3-1? No, volevo intervenire, nel senso che mi dicevo a Silvio Silvestri che vedere Modica giocare con 4-2-3-1, che poi è stata la svolta della stagione, perché hanno iniziato a fare risultati, a convincere, hanno vinto e convinto, quindi è strano, perché Modica è un estremista del 4-3-3, zemaniano, e quindi cambiare proprio l'assetto tattico, farlo diventare un 4-2-3-1, ma complimenti a loro, perché poi stanno facendo veramente, adesso è una squadra difficile da affrontare il Messina, quindi può anche non fare risultati, ma è la squadra più difficile da affrontare nelle domeniche per gli avversari. E complimenti anche a Francesco, che mi ricordo che quando si è passati al 4-2-3-1 l'ha anticipato proprio qui a Preview, anticipando questo cambio di sistema di gioco. Ti ho fatto i complimenti, Francesco, dunque puoi chiudere. No, sto scherzando, ovviamente. Prendo e porto a casa. Senti, appuntamento alla partita alle 18:30, giusto domenica? Corretto? 18:30 a Benevento, e devo dire che secondo me sarà una bella partita, perché sono due squadre che in questo momento fanno un bel calcio entrambe. E vedremo se ci sarà spettacolo a Benevento per questa partita certamente importante, come diceva Francesco, fa due squadre che stanno facendo bene in questo 2024. Grazie Francesco Triolo, ci vediamo alla prossima, una buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Torniamo adesso a parlare invece del Catania, e lo facciamo attraverso analisi tattica di alcune situazioni che non hanno convinto sia con il Monterosi sia soprattutto nella partita contro l'Avellino. Andiamo intanto alla fase in non possesso, Gianluca, partiamo dalla partita col Monterosi, lo ricordiamo ovviamente, era il Catania di Lucarelli, per cui potrebbe cambiare tutto, però ci sono delle disattenzioni, delle cose particolari che vanno analizzate prima. Questa è la partita contro il Monterosi, movimento d'attacco del Catania. Sì, fase di possesso, è un movimento che mi è piaciuto, perché abbiamo la mezzala, in questo caso Sturaro, che va ad aprirsi, lascia lo spazio, quindi il corridoio per la palla filtrante per l'attaccante centrale, e di conseguenza il supporto lo fa l'esterno del Catania che viene dentro il campo, quindi è stata una bella trama di gioco. Raramente si sono viste, a mio parere, e quindi poi non è stata sfruttata, forse c'è un fallo, comunque bravo il difensore del Monterosi a contrastare l'attaccante, perché qualora avesse avuto la possibilità di controllare la palla, poteva servire il compagno che veniva a rimorchio e creare comunque una situazione di criticità per la difesa avversaria. Questa è una situazione che era di quel Catania, di un movimento che comunque Sirio è certamente stato positivo, ne abbiamo visti pochi lì davanti. Ne abbiamo visti pochi, però l'abbiamo visto contro il Rimini fatto bene, in occasione del gol, con la catena sviluppata tra Bois,
Chiricò e Sturaro. Con l'inserimento di Sturaro si è messa questa palla in mezzo e poi è stato concluso in gol, ma poche situazioni del genere. Tatticamente, ripeto, questo Catania attuale non ha un'identità per sviluppare idee e situazioni e crearne, e quindi bisognerà lavorarci, bisogna comunque che Zeoli si faccia carico anche dell'interpretazione tattica da sviluppare, che può essere il 4-3-3, che può essere il 4-2-3-1, ovviamente in base anche ai giocatori che hai a disposizione, nel leggerne le caratteristiche ed estrapolare e far uscire il meglio di loro. Che quello manca. Quello manca, è mancato quello. diciamo È in questa stagione. Quello fino manca ad ora. perché ancora dobbiamo vedere. Vediamo se Zeoli ci riuscirà. Intanto vediamo ancora quello che non è andato invece contro il Monterosi, ad esempio il gol subito, Gianluca. Sì, frutto di una pressione pigra in vari settori del campo, Catania troppo lungo e permette al Monterosi di fare gol così come l'avevamo anticipato una settimana prima, perché queste sono le azioni del Monterosi, quindi parla nello spazio e poi i giocatori si vanno a buttare dentro. Altro errore, perché c'è anche là una diagonale pigra, poi hai voglia di disperarti battendo i pugni a terra, perché se non fai la diagonale da ultimo difensore prendi gol sistematicamente, e questo purtroppo è un errore che nell'ultimo periodo Castellini sta facendo di continuo. Nonostante sia certamente il giocatore più in forma del Catania in questa fase della stagione. Altro movimento d'attacco del Monterosi e poi facciamo una pausa con l'angolo tattico e torno da Naomi. Sì, anche qua l'abbiamo detto tante volte, il giocatore in fase di possesso, in questo caso l'esterno d'attacco del Monterosi, c'è troppo spazio fra lui e il difendente, cioè deve andare a stringere. Adesso non più, perché forse non ha più il tempo, ma doveva fare una marcatura preventiva prima, quindi bisogna accorciare sull'uomo che porta palla, di conseguenza l'altro giocatore in area di rigore non può lasciare tutto quello spazio, perché il concetto principe è quello: in area di rigore si marca, quindi non ti devi preoccupare di altro, la stringi, se non riesci a trovare palla sull'esterno, a prendere palla, sporchi la traiettoria, fai fallo, fai quello che vuoi, azione ritardante, dai il tempo al compagno in area di attaccarsi e trovare il riferimento dell'attaccante, e avremmo potuto evitare tante situazioni. Anche questa, Sirio, è un'altra situazione che dà un po' il senso di quello che dicevi tu prima, no? Sì, stessa dinamica, squadra meno squadra. Ricordo il gol subito da Avellino, stessa dinamica. A proposito di gol subiti da Avellino, sì, fra poco li vedremo. Allora io voglio andare da Naomi adesso, perché poi non vorrei che, visto che la cena è arrivata da poco, non vorrei che ci fosse un'indigestione da parte dei tifosi riguardando alcuni errori di Avellino. Naomi, a te. Mi sembra una mossa giusta, hai ragione Marco. Allora, scrivono, ti volevo leggere questo messaggio, ecco: non vi date troppo pensiero, non mandate via un allenatore dopo l'altro. Non serve, la risposta è molto più semplice, la palla è tonda, lo dice una moglie. Se in questo momento dicessi che hai ragione non avrebbe senso nemmeno questo programma, ma secondo me hai ragione. Continuando, l'aspetto tattico era difficile aspettarselo con una formazione rifondata, ma quello fisico incomprensibile, sembrava che giocassero contro chi li aveva voluti, scrive Vincenzo. Naomi, puoi chiedere in studio se ci sono novità sull'organigramma del CDA? Grazie Igor da Barese. Nel frattempo pensateci e poi dopo ce lo dite. Ma il tecnico sarà veramente Zeoli o il vero allenatore sarà Vanzetto? Ma siccome non ha il patentino per allenare in Serie C, ufficialmente risulterà Zeoli? E questo è uno spunto interessante. Buonasera allo studio, la verità è che manca la dignità. Acquistiamola, scrive Franco 52. Ciao a tutti, ecco. Ciao a tutti, grande Gianluca, lui sicuramente farebbe benissimo ad allenare il Catania. Francesco Nicolosi, che ci mette faccia, nome e cognome. Buonasera, se i giocatori non riescono a caricare le batterie perché giocano ogni 3 giorni, perché non saltano una partita in trasferta perdendola a tavolino e si rinvigoriscono? Tanto, come si è visto, le perdono quasi tutte. Sergio, ormai siamo, come vedi Marco, non sappiamo più nemmeno cosa fare, pensare o dire. Scusate, ma sto Volpe, chi lo marca domenica? Non ci pensare, poi si vede, tranquillo. Almeno hanno visto che chi è questo Volpe, che certamente è un giocatore che può mettere in difficoltà. Sul CDA non emergono novità, sappiamo che chiaramente ci saranno 2 nomi inseriti nel CDA del Catania. Pellegrini ha anticipato che saranno 2 persone che sono nel mondo del calcio da tempo. Attendiamo con ansia e soprattutto vorremmo capire la figura del direttore sportivo,
perché è una figura sicuramente importante, so che ci stanno pensando, l'ha detto anche ai nostri microfoni Pelligra, per cui il Catania anche sotto questo aspetto non ha vissuto una stagione straordinaria, perché certe figure sono mancate e sono mancate figure sicuramente importanti. Lentezza, prima parlavamo della lentezza, io l'ho notata spesso e volentieri fin quando il vetro reggeva ad Avellino, nel senso che mentre pioveva non vedevo granché bene, però ho visto tanta lentezza in alcune occasioni nei contropiede che poi hanno portato ai gol dell'Avellino. Ne vedremo 4 in fila, Gianluca, partendo dalla prima rete. Lentezza è strano, perché fra l'altro tu puoi essere lento quando vuoi, ma con l'esperienza che hanno i giocatori del Catania tante situazioni puoi ovviarle, quindi io ho un mio pensiero, però vabbè, dico, sono gol, cioè atteggiamenti strani, quindi poca voglia, posizioni sbagliate, corse contro natura calcistica fatte da parecchi uomini del Catania, quindi diciamo che è una confusione tattica globale nella fase di non possesso. Andiamo a vedere il primo gol dell'Avellino nella partita di mercoledì, il gol dell'ex Rocca. Cosa succede, Gianluca? Sì, succede, sembra la solita cosa, guarda qua, troppa distanza, quando il giocatore avversario dell'Avellino oscilla la gamba, quindi ha deciso di fare un'azione dal gioco, quindi probabilmente metterla dentro o calciare in porta, cosa fa il difensore del Catania? Si gira, ok? Cioè tende a girarsi per evitare di prendere la pallonata, cioè è una cosa che non si vede nemmeno nei campionati aziendali, cioè là tu non ci stai con la testa, capito? E quello è il problema. Ride anche Naomi, Sirio sorride sotto i baffi che non ha per la battuta di Gianluca. Sono d'accordo con Gianluca, c'è una lettura sbagliata da parte del difendente in questo caso, ma piuttosto che girarsi in quel modo, probabilmente la cosa più giusta sarebbe stata, adesso poi col senno di poi rivedendola, limitare spazio e tempo all'attaccante, quindi come si dice, ad accorciare, sì, magari in marcatura preventiva, ecco. Non parliamo delle marcature preventive perché onestamente non le abbiamo viste ad Avellino. Non le abbiamo viste ad Avellino. Andiamo invece a vedere il secondo gol con l'indecisione di Contec, che costa parecchio. Qui c'è la seconda rete, quella di Gori, con la deviazione di Curado, forse. Parere mio, 2 contro 1, sei già in difficoltà, tentenni, quando il giocatore dell'Avellino mette questa palla filtrante, tu là non puoi andare a correre a difendere la porta, devi andare a correre con la palla, con l'avversario che ha la palla, cioè perché la puoi riconquistare, puoi fare fallo, puoi fare un'azione, devi fare un'azione ritardante per permettere ai tuoi compagni in area di andare a prendere le marcature degli avversari, cioè ma infatti quando cambia traiettoria e va verso l'area di rigore, se tu vedi un attimino si ferma come per dire che faccio, rincorro la palla, ma poi là è troppo tardi, capito? Quindi io dico, non me lo spiego, cioè non ci stai con la testa nella fase di non possesso, ma anche l'esperienza ti porta a qualsiasi livello, un difensore in una situazione del genere, tentenni, quando ti mettono la palla per fare il 2 contro 1 e mando il giocatore, fra l'altro sull'esterno, corri con la palla, cioè anche non perché becchi dei gol in fotocopia, fondamentalmente, considerando che poi 2 li becchi direttamente da un calcio d'angolo a tuo favore, come ad esempio nel terzo gol dell'Avellino, con la rete che arriva, qua siamo già nelle fasi finali dell'azione, ma arriva da forse c'è un fuorigioco. Quello che ho voluto far notare è, li ho evidenziati prima i 2 giocatori, la differenza di corsa dei 2 giocatori, cioè non c'è differenza, il giocatore chiaramente in fase di possesso dell'Avellino va in uno sprint dettato dal fatto che deve andare a fare gol, ok, dall'inizio dell'azione. Il giocatore del Catania tiene sempre lo stesso passo e non ha la palla al piede. E inoltre rallentando, nelle fasi finali, lo vedete sul primo tiro di De Cristofaro, rallenta e non arriva poi sulla ribattuta, perché la palla finisce sul palo e De Cristofaro poi va lì e va a mettere. È una conseguenza della corsa che hai fatto prima, perché se acceleri il passo e lo vai a prendere, probabilmente, dico, col senno di poi, su quella ribattuta ti trovi 1 metro avanti. Ok? Quindi. Ultimo, non ve li facciamo vedere tutti per non farvi venire troppo il mal di stomaco, l'ultimo lo vediamo, è invece il quarto gol, che è un po' diverso rispetto agli altri, ma le disattenzioni ci sono comunque. Il giocatore dell'Avellino è solo, circondato da 3 giocatori del Catania, nessuno va a fare pressione, anche là
un errore ricorrente in quest'ultimo periodo, la diagonale difensiva. Ancora Castellini bisogna lavorarci evidentemente su questa situazione, deve andare a fare una diagonale stretta e forte, perché l'inserimento alle spalle non lo deve prendere il compagno, lo prende il difensore dietro, perché il compagno di Castellini, il centrale, non può vedere l'inserimento, quindi è a catena. Io prendo il saltatore che ho davanti, quello dietro se ne occupa il mio compagno, e lui non fa diagonale, si dispera, ma c'è poco da disperarsi, devi fare la diagonale e basta. Sirio, è questo quello che sorprende della partita di Avellino, perché poi, come diceva anche il nostro spettatore da casa, la partita si era rimessa anche in piedi, no? Sembrava che il Catania fosse addirittura padrone del campo a un certo punto della partita. Sul 3-2 Castellini con un tiro da fuori sfiora il 3-3 e poi prendi quel gol lì che è indice di una disattenzione incredibile. Sì, io ho una lettura mia personale sulla partita contro l'Avellino. L'Avellino, forte del 3-0, è rientrato il secondo tempo appagato del risultato. Ci può anche stare, no? Facendo dei calcoli, perché le squadre si studiano in settimana. Pertanto la reazione, l'inerzia e l'appagamento dell'Avellino ha fatto sì che il Catania non aveva più nulla da perdere. Tu dici più meriti dei meriti dell'Avellino che meriti del Catania. Non riesco in questo momento a trovare i meriti nella prestazione del Catania. Ecco, anche il quarto gol, no? Che comunque ha definitivamente tranciato le gambe, c'è una postura, la lettura nella postura sbagliata dei difendenti, perché due marcano la palla e Castellini va dietro. Ovviamente gli inserimenti, quando si marca la palla, sono letali, e questo ne è l'esempio. Quindi più meriti delle squadre avversarie, perché poi al Monterosi esci con gli applausi. Il Rimini comunque ti posso dire ha fatto la sua partita, perché quella è stata secondo me una partita emotiva che ha vinto il pubblico, anche perché Castellini col tiro da lunga distanza. Non so se davanti magari a 1000 spettatori l'arbitro al 96esimo ti concede il gol, non te lo annulla. Queste sono dinamiche che fanno parte del calcio e le ho vissute anche personalmente, ecco perché dico è stata una partita emotiva che ha vinto il pubblico, che davanti a 20.000 persone le gambe ti vanno sole, fidatevi. Naomi, come hanno reagito da casa rivedendo queste belle azioni, purtroppo non belle per i tifosi certamente? Ci sono dei messaggi che avrei dovuto leggere prima, perché non so che fine hanno fatto queste persone. Scrivono: non fate più vedere i gol di Avellino, mi sento male, pensiamo positivo, per favore, grazie Peppino. Se sei con noi ancora, alza una mano, lo so, un segnale. Per cortesia, avvisate prima di mandare gli highlights della partita contro l'Avellino, mi vinni ufriddu, e quindi anche quest'altro ce lo siamo praticamente così tolti. Ma esperimento per esperimento, perché non provare Castellini punta? Sì, e in difesa ci mettiamo il primo che passa, siamo proprio alla frutta. Buonasera, i giocatori del Catania mancano negli inserimenti e non a giocare alle belle statuine, speriamo che tutto cambi con un nuovo tecnico, Giuseppe 48. Poi ti scrivono, Marco, ciao Marco, secondo me anche se la pioggia impediva la visione corretta della partita mercoledì, non avevi tante possibilità nei nostri gol, sicuro non è un attaccante, picchi non signano, manco ammazzati. E per il momento da casa è tutto. Questo purtroppo ci sta per i tifosi del Catania, è normale che sia così. Noi adesso ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con le probabili del Massimino fra Catania e Potenza, e poi andremo a svelare la top 11, che è una mista proprio fra le due squadre che si affrontano al Massimino domenica. Fra poco.
Ultima parte di preview con le probabili formazioni di Catania e Potenza di domenica al Massimino. Ricordiamo che nel Catania c'è Teio squalificato, c'è la situazione di Di Carmine, di Chiricò che restano infortunati, così come Quaini. C'è Rapisarda che ha ripreso ad allenarsi e che potrebbe essere una soluzione lì sulla destra, perché sarebbe fondamentale, visto che Buà anche lui è uscito malconcio dalla partita con l'Avellino, così come Welbeck. Andiamo a vedere un po' la probabile formazione del Catania, con Rapisarda appunto a destra, con il dubbio in porta fra Furlan e Albertoni. Ricordiamo che non è facile e ancor più lo è in questa settimana, perché c'è cambio allenatore e turno infrasettimanale. Monaco e Curado che si contendono il posto lì al centro della difesa, e a centrocampo vi dico attenzione a Peralta, che potrebbe essere una soluzione anche da mezzala. Lì davanti Chiarella o Cicerelli gli esterni, e poi ballottaggio Cianci con Costantino. Questa l'ipotesi del Catania con il 4-3-3 di Zeoli, che potrebbe anche in casi estremi trasformarsi in 4-2-3-1. Abbiamo capito le grandi assenze che ci sono a centrocampo. Potenza invece, adesso ne abbiamo parlato prima col collega di Potenza, noi l'abbiamo schierata con il 3-5-2, con Caturano e Volpe lì davanti. La possibilità che ci diceva Federico Pellegrino è che Saporiti, che vedete schierato lì al centro, possa avanzare e indietreggiare Volpe per un 4-3-2-1 di Marchionni, che scusate 3-4-2-1, che cambierebbe poco la tattica e l'organizzazione tattica del Potenza, che normalmente si è schierato con questo 3-5-2 di Marchionni. Sirio, ti convince l'ipotesi di formazione del Catania, e se il 4-3-3 può diventare quello che è mancato al Catania di Lucarelli in questa fase della stagione, cioè un abito costante che poi forse può diventare un vantaggio, anzi senza forse? Nell'interpretazione di ogni sistema di gioco c'è comunque la condizione atletica che fa la differenza, perché se viene richiesto al centrocampista all'interno di centrocampo di attaccare la profondità o di attaccare in costruzione l'ampiezza, c'è comunque un dispendio di energie. In questo caso Zammarini e Sturaro potrebbero essere determinanti, per come abbiamo detto prima, negli inserimenti, anche perché il Potenza a tre dietro soffre il lato debole, quello non attaccato, quindi con un cambio di gioco gli inserimenti potrebbero essere determinanti. Poi io sono sempre del parere che i sistemi di gioco sono tutti numeri, certo, e quindi non esiste il migliore sistema di gioco, la migliore formazione, esistono le migliori scelte. Quindi in questo momento è chiaro che Zeoli avrà il suo lavoro nel cercare di scegliere nel migliore dei modi, poi bisogna costruire da qua alla fine, perché arrivare malauguratamente con 3 punti di vantaggio a Torre del Greco non sarebbe certo non uno scenario interessante, ma ci auguriamo proprio che ciò non avvenga, anche perché ci sono queste 2 partite in casa che sono certamente importanti sotto questo punto di vista. Ma ci sono anche 5 partite nel giro di pochissimi 20 giorni, quindi abbiamo spesso criticato la condizione atletica dei giocatori. C'è un dispendio di energie importante. Adesso c'è Petralia che avrà pieni poteri in questo senso, non c'è più un preparatore atletico portato dall'allenatore come è successo con Tabiani e come è successo con Lucarelli, dunque c'è la possibilità per Petralia di agire ancora di più sulla condizione dei ragazzi, dei giocatori. Andiamo a vedere gli arbitri al Massimino della partita con il Potenza. L'arbitro sarà Di Prato, Andreano, e poi ci sono i 2 assistenti, Cesarano di Castellammare di Stabia e Marchese di Napoli. Chiudiamo come sempre con la nostra top 11, che in questo caso Gianluca hai voluto
realizzare con i giocatori più in forma delle due squadre. Ci sono anche dei giocatori ad esempio infortunati come Quaini, lo troviamo, che però lo ricordiamo nella nostra top 11, ci sono dei dati che si incrociano, non è una scelta legata ai voti dei giornali per esempio, ma è legata a dati statistici che troviamo appunto nella formazione che possiamo vedere, 4-2-3-1, Gianluca Rapisarda con Sbraga, sì, del Potenza, il portiere è quello del Potenza, con Quaini ci sono 6 del Catania e 5 della squadra lucana. Sì, sì, anche questa è una gran bella formazione per la Serie C. E come dicevi bene tu, Quaini è presente non perché, ma sono dati statistici che si porta dietro questo giocatore in quel ruolo, quindi interessante anche il trio d'attacco, Caturano lo conosciamo, ma Volpe, Cicirelli e Tello, c'è un misto di fantasia e corsa e tecnica, è veramente una bella squadra, tanta forza a centrocampo, recuperatori di palloni come Welbeck e Saporiti, poi spinta sugli esterni con Rapisarda e Castellini dall'altro lato, una bella formazione. Una bella formazione, qualcuno di questi giocatori non lo vedremo al Massimino, certamente Quaini che non ci sarà. Io vi saluto e vi ringrazio, Sirio, grazie sempre della tua presenza. Gianluca, noi ci rivediamo, vabbè, ora darò l'appuntamento non venerdì prossimo perché gioca il Catania contro il Cerignola, venerdì ci vediamo allo stadio, ci vedremo con diretta stadio ovviamente, ma noi ci vedremo venerdì prossimo. Ciao Gianluca. Ciao a te, grazie a tutti, buonasera. Ciao Naomi, una buona serata anche a te. Noi quando ci vediamo invece domenica. Domenica, non ti puoi sbagliare, non ti preoccupare, ci vediamo domenica. Ci vediamo domenica. Ciao Naomi, io vi ricordo gli appuntamenti con lo sport su Telecolor, ovviamente domenica con la partita fra Catania e Potenza, diretta stadio, con le interventi dallo stadio e poi i commenti da studio e le interviste ai protagonisti con Zeoli alla fine della partita. Corner lunedì che tornerà ovviamente, mentre venerdì prossimo, lo ricordiamo ancora, non ci sarà preview, che vi ricordo potete rivedere sulla siciliaweb.it perché c'è la partita fra Catania e Cerignola. Noi dunque ci rivediamo fra 2 settimane. Una buona serata.